Secondo giorno di mancata raccolta dei rifiuti in circa 80 comuni siciliani ed è già emergenza. La chiusura della discarica di Materano a Siculiana da parte della Catanzaro Costruzioni che la gestisce comincia ad avere le sue conseguenze. In tutti i centri interessati dal fermo delle attività di raccolta sono stati sospesi i mercati rionali e settimanali previsti per la giornata odierna, come nel caso di Agrigento e Favara. Problemi si registrano anche nel Nisseno, nel Palermitano e nel Trapanese, ma quella che si sta vivendo in queste ore un'emergenza ambientale annunciata. Già nei giorni scorsi, infatti, la ditta Catanzaro aveva avvisato che nel giro di poche ore la discarica di Siculiana sarebbe stata al culmine delle sue possibilità, con conseguente chiusure, quindi con un'emergenza ambientale alle porte. Sul fronte politico, intanto, si è concluso con un nulla di fatto il tavolo tecnico di ieri all'assessorato regionale all'energia e mentre alla regione si continua a lavorare per trovare una soluzione, il deputato e sindaco di Porto Empedocle, Lillo Fieretto, ha presentato un'interrogazione urgente al presidente della regione e all'assessore all'energia. Vogliamo sapere, scrive, se sia ammissibile scaricare sui cittadini e sulle famiglie il rischio sanitario derivante dal mancato deposito dei rifiuti domestici nei cassonetti senza un termine di durata, o se invece il governo regionale non debba adoperarsi con ogni mezzo per trovare una soluzione. La regione, dal canto suo, sollecita la Catanzaro Costruzione ad accelerare per quanto possibile l'iter per la realizzazione del nuovo modulo della quarta vasca, che complessivamente potrà accogliere fino ad 1,5 milioni di metri cubi di spazzatura. L'ipotesi alternativa più probabile al momento è che i rifiuti vengano conferiti nella discarica di Gela, che a sua volta però non potrebbe sostenere a lungo tali ritmi di conferimento. E intanto, in attesa di trovare una valida alternativa, il conferimento dei rifiuti resta vietato fino al prossimo 1° dicembre, consentito solo il conferimento dei rifiuti destinati alla raccolta differenziata e quindi quelli da depositare nei cassonetti blu o nei centri zonali di raccolta. Unico servizio garantito in tutto l'ambito, spiegano le ditte, sarà quello dello spazzamento.